Buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa che tratta un argomento squisitamente dedicato alla provincia di Verona, all'est veronese, e parliamo oggi della Via dell'Iris della Val Tramigna. Abbiamo dei prestigiosi ospiti che ci sono venuti a trovare oggi. Qui al mio fianco c'è il sindaco del comune di Cazzano di Tramigna, Maria Luisa Guadin, che saluto e ringrazio per la partecipazione alla conferenza stampa. E qual è il tema di oggi? Il tema è appunto la presentazione di questo progetto. È un progetto ampio, un progetto scientifico con un'importante componente scientifica che tratta appunto il turismo lento come scoperta del territorio e anche la ripresa di una cultura storica per questa parte del territorio che è appunto la cultura dell'Iris. Questo percorso è un percorso che ha una lunghezza di circa 26 km, un dislivello di 800 e che ci accompagna dal comune di San Bonifacio fino al comune di Tregnago. Capofila di questo progetto appunto è il comune di Cazzano di Tramigna e direi subito di passare la parola al sindaco per un saluto e per l'esposizione del progetto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Fa piacere vedere la presenza di tante persone che sono interessate al nostro progetto. Ringrazio innanzitutto la Regione del Veneto per l'ospitalità, la consigliera regionale Alessandra Sponda e tutti gli altri consiglieri che so che in questo momento sono anche impegnati per il sostegno che stanno dando al nostro progetto. È un progetto un po' ambizioso che è nato da una tesi di laurea che dopo vi illustrerà la dottoressa Anna Giglioli quando toccherà il suo turno, ed è un progetto il cui titolo è La Via dell'Iris in Val Tramigna, recupero e rilancio di una cultura per la valorizzazione del territorio. È un progetto finanziato principalmente dalla Fondazione Cari Verona, più a cui si sono aggiunti i contributi dei comuni di Cazzano di Tramigna, che fa comune capofila, e il comune di Tregnago. A questo ambizioso progetto partecipano anche altri enti finanziatori, quali l'Associazione della Via dell'Iris, l'Associazione Camminando Onlus, il Club Alpino Italiano di Tregnago e 5 aziende agricole dell'est veronese, di cui Erba Madre, che da circa 20 anni sta realizzando prodotti semplici di erboristeria e cosmesi, mettendo a disposizione la propria professionalità per la diffusione, la trasformazione e l'utilizzo dell'iris come risorsa naturale non tradizionale. Un altro partner molto importante in questo progetto è l'Università di Ferrara, per l'attività di ricerca e di studio sull'utilizzo dell'iris nei settori della salute e dell'ambiente, di cui ci parleranno i relatori in seguito. La nostra Val Tramigna è una valle che ricopre quasi 15 km quadrati, si trova ai piedi della Lessinia e da Soave sale verso nord seguendo il fiume, il torrente Tramigna, toccando anche i territori di Illasi e Tregnago. Il nostro progetto, che noi chiamiamo ambizioso perché ci siamo avventurati veramente su un progetto per noi molto, molto importante e fondamentale per le nostre vallate, ha degli obiettivi che principalmente sono questi. Allora, innanzitutto la realizzazione della Via dell'Iris come percorso tematico che parte dall'abbazia di Villanova di San Bonifacio, risale la Val Tramigna, attraversa Soave fino a raggiungere in quota la frazione di Castelcerino. Prosegue poi verso Campiano, che è una frazione di Cazzano di Tramigna, per raggiungere la parte più alta della valle, al capitello di Sant'Anna di Tregnago e termina alla chiesa parrocchiale di Tregnago. Abbiamo messo a disposizione una mappa dove si potrà visualizzare l'intero percorso, al quale sono state aggiunte 2 varianti all'interno del comune di Cazzano. Il secondo obiettivo riguarda la valorizzazione della cultura dell'iris, che in passato ha rivestito un'importanza eccezionale
per il tessuto sociale ed economico del territorio. Infatti era uno dei, diciamo, dei fiori, in realtà anche i rizomi venivano lavorati dai nostri antenati, già dai nostri nonni, ed era veramente, costituiva una fonte di reddito per le nostre famiglie, e che richiede tutta una lavorazione particolare di cui poi verrà chiaramente presentata. Inoltre, con questo progetto tendiamo alla valorizzazione del nostro territorio per innescare un processo di promozione di turismo lento che porti alla riscoperta della Val Tramigna e dei suoi borghi e delle contrade. Infatti questo percorso che attualmente è stato mappato si potrà percorrere sia a piedi, con la bicicletta oppure a cavallo, quindi la gente avrà la possibilità di sbizzarrirsi per poterlo percorrere, e noi speriamo che sia anche numerosa. Cosa prevede il nostro progetto? Intanto è un progetto che vale 102.000 euro, mettendo insieme tutti i contributi, in maggior parte finanziati, come dicevo prima, dalla Fondazione Caro di Verona, la quale ci ha creduto su questo progetto e quindi e anche attualmente ci sta tenendo tanto e ci sta seguendo nello sviluppo, nella realizzazione del progetto stesso. Con questo progetto praticamente saranno ristrutturati alcuni manufatti che attualmente sono in abbandono e che si trovano lungo il percorso. Allora, il Comune di Cazzano ha già provveduto alla ristrutturazione di una antica fontana e di un'antica scala in pietra, e i lavori sono stati ultimati nel mese di dicembre. Il Comune invece di Tregnago provvederà alla sistemazione di un ponte e di un capitello. Il percorso che vediamo realizzato nella mappa sarà geolocalizzato e segnalato con apposita cartellonistica. Infatti sono state collocate lungo il percorso delle tabelle riportanti l'indicazione del percorso stesso. Saranno realizzate delle mappe della Val Tramigna e della Via dell'Iris che saranno rese disponibili sia in forma digitale che in forma cartacea. Le mappe saranno sul facsimile di queste che vi faccio vedere, non sono ancora le nostre, anche se sono quasi pronte, sono in fase di revisione prima di passare alla stampa e della pubblicazione, perché è stato un lavoro molto certosino, molto delicato, e quindi ci abbiamo dedicato anche più tempo prima di arrivare al discorso della stampa e della pubblicizzazione. Sono previste con questo progetto anche attività con le scuole per la piantumazione di rizomi. Allora, il progetto prevede la piantumazione di 10.000 rizomi che stiamo cercando di piantumare nelle aree pubbliche sia del Comune di Cazzano che del Comune di Tregnago e dei comuni che attraversano il percorso, che sono San Bonifacio e Soave. Stiamo cercando altri privati, cittadini privati che hanno voglia di abbellire i loro giardini o i loro percorsi vicino a casa o altri punti che possono essere importanti dove passa il percorso, oppure vicino comunque vicini al nostro territorio. Con le scuole allora abbiamo previsto la piantumazione di alcuni rizomi anche da parte dei bambini. Infatti il Comune ha già provveduto ad acquistare delle fioriere, le abbiamo già riempite della terra necessaria. Adesso, se il clima ce lo consentirà e il tempo sarà più favorevole, provvederemo a fare le uscite con le insegnanti per piantumare questi rizomi. È un'operazione bellissima che già i bambini solo a parlarne sono già entusiasti e quindi felici di poter partecipare. A volte quando mi vedono, visto che il municipio è vicino alla scuola, se sono fuori a fare la ricreazione, a volte mi chiedono: Sindaco, quando piantiamo i fiori? Loro li chiamano fiori. Ecco, e quindi voglio dire, l'interesse anche per i bambini sarà tantissimo. Dopo, se anche i genitori vorranno contribuire a piantumare nei loro orti e giardini, va benissimo, insomma.
Abbiamo fatto degli incontri con la comunità, infatti il progetto prevede il coinvolgimento delle nostre comunità proprio per la diffusione dell'Iris e per appunto la piantumazione di questi 10.000 rizomi. Verrà creato un sito web dedicato, lo stiamo ancora, cioè gli addetti lo stanno ancora studiando o programmando, insomma, in modo che ci sarà un collegamento anche online a queste nostre attività. Inoltre c'è l'impegno di organizzare annualmente la festa dell'Iris su a Campiano, nel nostro bellissimo Borgo dell'Iris, perché là l'Iris trova il suo habitat, diciamo, più favorevole. E con la festa dell'Iris siamo arrivati all'11ª edizione e quest'anno si farà il 19 maggio. Portiamo avanti con l'Università di Ferrara uno studio scientifico delle varie specie di iris per trovarne esattamente, capirne le sue lavorazioni, ma di questo vi parleranno meglio gli esperti addetti del mestiere, diciamo. Inoltre abbiamo anche l'anno scorso creato un marchio e lo potete vedere nelle magliette, nei vari materiali che abbiamo lì. E questo è stato depositato e ci è stato anche approvato. Il progetto durerà 24 mesi, ha avuto ufficialmente inizio il 1° marzo 2023 e terminerà il 28 febbraio 2025. Con questo io ho cercato di illustrarvi proprio brevemente quello che stiamo giornalmente facendo per portare avanti con molto interesse e molta passione questo progetto che viene seguito da un comitato di gestione che periodicamente si incontra per fare un po' il punto della situazione, per capire le problematiche, per confrontarci su alcune tematiche, cioè stiamo lavorando, diciamo, anche dietro le quinte, cioè quello che si vede, ma c'è tutto un lavoro dietro che ci sta impegnando, direi molto, e ringrazio tutti i partecipanti a questo comitato, cui fanno parte anche le aziende agricole che oggi per motivi anche di lavoro non hanno potuto partecipare, però abbiamo dopo l'intervento di un loro rappresentante questo è un progetto che dimostra la grande sinergia tra pubblico e privato e mi pare che il risultato potrà essere sicuramente più che soddisfacente, almeno lo speriamo. Certamente, sono qui che sto immaginando Cazzano di Tramigna, che già è un gioiellino delle nostre colline veronesi, ricco di questi iris in fioritura, sarà uno spettacolo. Esatto, sì. Ecco. Oltre al comune di Cazzano di Tramigna, che è capofila, lo ricordiamo, in questo progetto, ha preso parte all'iniziativa anche il comune di Treniago. Abbiamo qui con noi Simone Venturini, consigliere comunale, a cui cedo la parola. Grazie dell'occasione per dare maggiore luce a questo progetto. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare il comune di Cazzano e tutte le aziende che si sono prodigate per partecipare e vincere questo bando. Noi abbiamo aderito convintamente fin dal primo momento, come abbiamo già detto, non mi ripeto oltre sulle cose che ha detto già la sindaca, e appunto la piantumazione dell'iris è già a buon punto nel nostro comune, lungo le vie che rappresentano la fine del percorso della via dell'Iris. Anche da noi ci sarà un coinvolgimento delle scuole, ecco, noi siamo un po' in ritardo sul coinvolgimento, ma coinvolgeremo le scuole verso settembre, quando ci sarà una nuova fase, un nuovo periodo favorevole alla piantumazione, e anche altre associazioni come appunto abbiamo citato il CAI, che comunque è del nostro comune, e ha sede del nostro comune, e gli scout del nostro territorio, che verranno coinvolti nel mese di maggio con alcune attività. Appunto i manufatti li abbiamo già citati, sono un ponte e un capitello che insistono sul percorso della via dell'Iris, e anche un po' il percorso stesso verrà sistemato, insomma, in alcune parti. Non mi dilungo oltre, ringraziando di nuovo tutti coloro che si sono prodigati e che si prodigano, come ha detto appunto la sindaca, quasi settimanalmente. Mi scuso anzi se non sono così altrettanto solerte nella presenza, però li ringrazio ancora, ecco. Grazie. Bene, vi ringrazio e allora Maria Luisa ti aspettiamo poi per il saluto finale e l'invito per il 19. Bene, in sala è presente un altro consigliere regionale che diciamo è rappresentante del nostro territorio, della vallata della Val Tramigna, Stefano Valdegamberi, che ti direi di avvicinarti per un saluto, per un veloce saluto.
e Stefano Valdegamberi, consigliere regionale chiaramente del territorio. Molto velocemente, gli Iris per me hanno rappresentato una parte della mia giovinezza, perché a casa mia abbiamo sempre coltivato Iris sui monti, sopra la collina, quella zona lì, quindi sempre nella dorsale che sale da Campiano verso la montagna, e da piccolo ne ho sbondati tanti gadoi, tanti, ed è un ricordo che mi è rimasto talmente impresso, perché mi ricordo quando facevo le elementari, c'era un sacco di gadoi lì, un po' di chili da sbondare, mio papà mi diceva: finito sti qua, te vai a sugare, e lì delle volte ti avevo su a tocchi perché ero talmente nervoso. Ecco, quindi è una pianta che è molto bella soprattutto nella fioritura, e proprio a Cazzano di Tramigna, con una piccola 500, andavamo a partecipare negli anni 70 a un mercato, c'era il mercato degli Iris. Hanno avuto sempre un mercato molto altalenante, perché c'era dei periodi che valevano dei soldi, era remunerativo, tant'è che facevamo anche sbondare, come si dice, pelare anche altre famiglie che venivano lì la sera, signore che lavoravano. Poi dei periodi sul bello che avevano una bella produzione non volevano più niente, crollo del prezzo, rimanevano lì degli anni attaccati ai muri, meglio conservati poi nelle soffitte per anni, perché non valevano niente. Quindi per me è una cosa molto affettiva vedere che c'è questa passione, questo ritorno a considerare questa pianta, che è anche bella, soprattutto Campiano. Mi ricordo che anni fa c'era una persona che abitava a Campiano, credo che sia morto, veniva a San Giovanni Patotto, da giù lì, era un ferroviere in pensione, qualcuno della vostra associazione. Sì, che mi aveva chiesto, avevo dato un contributo ancora, parlo di 6-7 anni fa, ancora un piccolo contributo, proprio per forse una delle prime edizioni di questa festa. Ecco, per dire che comunque complimenti, perché è un elemento che abbellisce il territorio, lo rende ancora più bello di quello che è, perché Campiano, chi non c'è mai stato, approfitto che magari per chi ascolta che magari non ha visto quel luogo, è un luogo magico, da lì c'è un panorama stupendo, ed è un elemento che sicuramente fa parte della tradizione del territorio, e che quindi mi complimento con voi, anche l'amministrazione di Tragnago, che sono lì a confine, poco sopra lì si cambia comune, lì ai Catassi e dintorni, siamo già in comune di Tragnago, ecco, che avete fatto questo bel progetto finanziato, sentito dall'Unicredit, che Cariverona, sì, la Fondazione Cariverona, che aiuta a ricreare un tassello che dà un'identità a un luogo. Avanti tutta, insomma, fa piacere vedervi qua oggi, grazie per la sponda, per l'organizzazione della conferenza stampa, vedervi qui a Venezia, che per presentare e rendere pubblico a tutto il Veneto e non solo questa vostra iniziativa. Grazie a te Stefano per il contributo e anche per averci raccontato questo spaccato di tradizione delle nostre vallate. Ecco, adesso chiamo vicino a me due studiosi dell'Iris, due giovani ragazzi del territorio che hanno saputo far loro le competenze acquisite all'università per poi portare sul territorio quello che è appunto la componente di ciò che hanno studiato e di quello che stanno tuttora studiando e che ci presenteranno in una breve presentazione. Chiamo vicino a me quindi Anna Giglioli, la dottoressa che ha ideato e ha presentato questa sua proposta tesi di laurea nel 2019, se non erro. Giusto? Bene. E Francesco Valentini, che chiamo qui alla mia destra. E ora cederei a voi due la parola appunto per la presentazione di quella che è la componente scientifica di studio di questo progetto di valorizzazione della cultura dell'Iris. Buongiorno e grazie dell'opportunità di essere qui. Dunque, io sono il presidente dell'associazione La Via dell'Iris della Val Tramigna e vi illustro, diciamo, brevemente con un supporto di una presentazione un po' la strada che è stata fatta per arrivare a questo progetto. Poi Anna Giglioli vi presenterà la parte scientifica, dato che è lei che ci ha lavorato attivamente. Dunque, come è già stato detto, questo progetto è nato grazie al supporto di vari partner, di cui vedete il logo. Ci sono delle 2 amministrazioni comunali e poi c'è il supporto di associazioni e aziende agricole private che hanno deciso di contribuire al cofinanziamento del progetto.
La storia di questo progetto nasce con una tesi di laurea nel 2019, quando Anna Giglioli, grazie alla collaborazione di un'azienda agricola del territorio, Erba Madre, e la disponibilità dell'Università di Ferrara, ha iniziato a studiare dal punto di vista scientifico l'iris della Val Tramigna. In seguito a questa tesi di laurea è nata l'idea di poter creare, diciamo, una rete tra le aziende agricole del territorio e le amministrazioni comunali per cercare di rilanciare la coltura dell'iris. E quindi si è andati verso la nascita dell'associazione Via dell'Iris e in seguito alla partecipazione a un bando della Fondazione Cari Verona, il bando Nuovi Sviluppi, che è stato approvato, diciamo, e quindi adesso siamo all'interno di questo progetto per il rilancio della coltura dell'iris in Val Tramigna. E quindi in sintesi, diciamo, il progetto ha come base di partenza e sottofondo la Via dell'Iris, questo percorso che ha come punto di partenza l'abbazia benedettina di Villanova, San Bonifacio, che è un punto strategico perché era sul passaggio, diciamo, della Via Romea Strata, e quindi si parte da lì, ci si allontana poi salendo verso nord per arrivare alla chiesa parrocchiale di Tregnago come punto di arrivo e attraversando tutto il territorio della Val Tramigna. Nell'ambito del progetto c'è una parte di promozione che prevede, come è stato detto, la realizzazione di un sito web che vedete in anteprima per rendere disponibili, diciamo, i contenuti e le informazioni a chi fosse interessato. Un coinvolgimento delle scuole e dei cittadini per la propagazione dell'iris in modo che si riprenda il contatto a livello territoriale con questa pianta. E poi la parte più importante, più corposa, diciamo, del progetto è la mappatura. Quindi vedete la Via dell'Iris, che è questa la Val Tramigna. Nella Via dell'Iris, diciamo, la Val Tramigna è una valle a est di Verona, e a destra vedete uno spaccato, diciamo, della mappa, quindi il percorso che lasciando San Bonifacio, poi attraversata Soave, sale in collina, arriva a Campiano, con una variante arriva all'abitato di Cazzano di Tramigna, e poi altrimenti da Campiano si scende verso l'abitato di Tregnago e la chiesa parrocchiale. E la traccia del percorso è già disponibile, diciamo, come traccia GPS, quindi scansionando il QR code uno può avere la traccia e percorrere il cammino a piedi o in bicicletta. A questo proposito faccio presente che il 14 aprile organizzeremo una giornata alla scoperta della Via dell'Iris, sia a piedi sia in bicicletta, con la possibilità quindi di partire da San Bonifacio a piedi, da Soave in bicicletta, e raggiungere Campiano proprio alla scoperta del territorio, esperienza che poi verrà riproposta anche durante la festa dell'Iris. E per iscriversi? Per iscriversi basta mandare una mail all'associazione Via dell'Iris della Val Tramigna. Poi nell'ultima slide c'è un QR code che rimanda alla pagina Facebook dell'associazione, quindi nella pagina Facebook uno trova tutti i dettagli sia per il percorso e anche per le iscrizioni. Quindi la parte successiva, diciamo, è la ricerca scientifica, che è stata coordinata a questo punto dall'Università di Ferrara, proprio per approfondire e portare avanti le tematiche di approfondimento relative ai possibili utilizzi e alle proprietà dell'iris della Val Tramigna. Quindi è stata una prima parte durante la tesi, però poi tutta l'attività è andata avanti perché è un argomento molto vasto e le possibili applicazioni sono molte. Quindi a questo punto lascio la parola ad Anna Giglioli, che vi illustra la parte scientifica, diciamo, del progetto. Grazie per questa opportunità. Cos'è l'iris? L'iris è una pianta, e questa pianta è importante in Val Tramigna perché sono due, diciamo, le zone in Italia in cui l'iris cresce spontaneamente. Una in Toscana, nella zona dei Chianti, e l'altra proprio la Val Tramigna, Verona. E diciamo che negli anni del secondo dopoguerra l'iris, come già stato detto, è stata una fonte importante di reddito integrativo per le famiglie di stampo patriarcale che coltivavano prevalentemente ciliegie, olivi e vitti. E dopo la raccolta delle ciliegie veniva appunto raccolto anche l'iris, il rizoma dell'iris,
e si era creato a Cazzano di Tramigna un mercato importante dove si dice che appunto diversi profumieri di Grasse o comunque della Francia venivano ad acquistare questi rizomi per poi impiegarli nell'ambito cosmetico e nell'ambito della profumeria. Circa negli anni 70, però è una data molto indicativa, ecco, c'è stato un brusco calo della produzione con la scomparsa un po' della coltivazione ad oggi, quindi è rimasta questa festa folcloristica che è la festa dell'iris, che noi cerchiamo di portare avanti insieme a diverse associazioni e aziende agricole del territorio. E noi cerchiamo attraverso questo progetto di rilanciare la coltivazione in modo da favorire anche la trasformazione in loco e quindi di chiudere un po' il cerchio, quindi dalla coltivazione arrivare a un prodotto finito. Qualche azienda ha già iniziato a fare questo lavoro e c'è qualche esempio appunto qua portato alla mia sinistra. Queste sono delle foto dell'archivio comunale di Cazzano di Tramigna, e queste famiglie appunto di stampo patriarcale, e sono foto molto, molto storiche, molto belle perché fanno capire come questo tipo di lavorazione coinvolgesse tutta la famiglia, dal più piccolo fino all'anziano. Volevo chiedere, Anna, di che anno sono queste foto più o meno? E io non lo so esattamente, nel senso che quando è stata fatta la ricerca non c'era una data specifica e sono solo state riportate la fonte da cui diciamo le ho procurate, quindi l'archivio comunale, però magari indagando meglio anche attraverso il comune si potrebbe risalire alla data precisa. E in Val Tramigna sono due le specie di iris che crescono spontaneamente, l'iris germanica e l'iris pallida, appartengono alla famiglia delle iridacee. Entrambe le specie si prestano a essere usate sia nell'ambito diciamo cosmetico prevalentemente, ma anche alimentare e salutistico. E sicuramente il prodotto diciamo di maggior pregio è questo burro d'iris che si ottiene dalla idrodistillazione, cioè una distillazione in corrente di vapore dei rizomi di iris polverizzati. Quindi dalla polvere di iris si fa una idrodistillazione e si ottiene questo burro, che non è un tipico olio essenziale come ci possiamo aspettare, ma ha questo aspetto burroso. E questo diciamo burro ha un odore molto caratteristico e questo odore è dato dagli ironi, le molecole che quindi fanno, diciamo, conferiscono questo aroma che viene utilizzato nell'ambito cosmetico. E ho riportato anche il dentarolo, diciamo, perché è un uso molto popolare, forse adesso un po' abbandonato, però diciamo che il rizoma veniva dato ai bambini nel periodo della dentizione per alleviare i dolori legati alla dentizione stessa, perché l'iris ha anche un po' queste proprietà antinfiammatorie. Io volevo soffermarmi un attimo sul burro, perché appunto il burro si ottiene da una lavorazione molto lunga, cioè la pianta, cioè il rizoma viene raccolto da una pianta che ha almeno 3 anni di vegetazione, poi viene mondato, quindi pulito, pelato attraverso l'uso dell'oroncolino, questo strumento diciamo particolare, che è un coltello specifico, essiccato per almeno un mese, poi successivamente dopo altri 3 anni di stoccaggio, dove in questi 3 anni si formano questi ironi, queste molecole che conferiscono l'aroma, l'odore, e si ottiene il rizoma. Molto diverso, cioè il rizoma dell'iris germanica è molto piatto, mentre quello dell'iris pallida è un po' nodoso, come si può vedere dalle immagini. E poi successivamente dalla polvere di questi rizomi si ottiene il burro d'iris. Ad oggi a livello industriale è importante dire che comunque la qualità del burro è data da un contenuto di ironi tra l'8 e il 15%. Gli usi tradizionali abbiamo già detti, cito anche una diciamo, azione anche a livello del gastrointestinale, magari da approfondire con degli studi attraverso dei test più specifici. E le proprietà diciamo, dell'iris sono antiossidanti, antinfiammatori, immunomodulanti, ipoglicemiche anche e chemopreventive, quasi tutte date da molecole particolari chiamate flavonoidi, e qui ci sono diciamo nello specifico le molecole riportate in questa slide. Gli usi industriali, forse i più interessanti, sono sicuramente l'ambito cosmetico, nelle ciprie, diciamo come anche assorbente nei deodoranti e nell'ambito della detersione dei detergenti. Successivamente è passato già un anno insomma, dall'inizio del progetto, è passato un po' di tempo anche dalla tesi del 2019. L'Università di Ferrara sta andando avanti nella ricerca
e dopo un anno possiamo dire che comunque i rizomi della Valtramigna sono di elevata qualità dai test condotti. È stato messo a punto il processo di produzione su scala semi-industriale e inoltre si sta cercando di indagare l'uso anche non solo del rizoma, ma ad esempio dei fiori, o nell'ambito diciamo della colorazione, anche nell'ambito alimentare o nella colorazione nei tessuti, per creare magari dei tessuti colorati con un aspetto più naturale, ecco, più ecosostenibile. L'Università di Ferrara porta avanti questa ricerca, la professoressa Guerrini in modo particolare, il professor Gianni Sacchetti e il professor Massimo Tacchini, insieme alla collaborazione esterna di figure come il dottor Andrea Lista, che è un chimico, e tutti noi insomma che ci impegniamo in questo progetto. Grazie per l'attenzione e qui c'è il QR code, vi aspettiamo alla festa dell'Iris che sarà il 19 maggio. Grazie. Grazie a voi, allora ringrazio Francesco e Anna per la presentazione e vi invito a riprendere posto e finché chiedo a Carlo Bacco di avvicinarsi, abbiamo visto che quindi il ruolo fondamentale del comune di Cazzano di Tramigna, del comune di Treniago che ha partecipato al progetto, all'associazione La Via dell'Iris, all'associazione Camminando Onlus, al club alpino italiano di Treniago, chiaramente un ruolo da leone, mi permetto di dire, lo fanno sicuramente le aziende agricole del territorio e in questo caso qui abbiamo Carlo che coordina un po' queste realtà, che ci racconterà il ruolo dell'azienda agricola, quindi azienda privata che insieme all'amministrazione pubblica ha saputo credere e portare avanti questo progetto che avrà una durata di 2 anni, giusto Carlo? Sì. Buongiorno. Sì, intanto ringrazio innanzitutto la Regione Veneto e attraverso Alessandra Sponda che ci ha permesso di partecipare a questo evento. Io sono Carlo Bacco, come dicevo, di Cazzano di Tramigna e anch'io in questa occasione, come il consigliere Stefano Valdegambri, questa opportunità mi fa ritornare un po' ai tempi quando ero più giovane, che partecipavo a questa mondatura delle radici di Ireos, che chiamavamo Reossi o Gadoi in dialetto, che iniziava appena dopo il periodo delle ciliegie e andava fino a poco prima della vendemmia. E, guarda caso, questo mercato dell'Iris avveniva a Cazzano di Tramigna la prima domenica di settembre al mattino ed era l'unico paese in cui facevano questa fiera nella provincia di Verona, era l'unico paese. E questa fiera è andata avanti fino circa agli anni 90, 92 grosso modo. Poi è un po' decaduta, che mancava il prodotto, la gente ha un po' abbandonato per seguire altri prodotti che nel momento tiravano di più sul mercato, tipo la vite e altri prodotti. Ecco, e io qui rappresento quel piccolo gruppo di aziende agricole che hanno cofinanziato il progetto, che sono 4, sì, l'Erba Madre, già detta prima, l'azienda agricola Campo del Curato, l'azienda agricola Vicentini Vini e l'azienda agricola Campo Prognoi, che è produttore anche di marmellate con la base di iris dentro. Ma infatti Carlo, sto guardando qui accanto a noi le delizie che ci avete portato, raccontaci un attimo. Un po' di prodotti inerenti a quello che si può fare con questa radice di iris, oltre agli altri usi che ha elencato prima Anna. Viene messa in erboristeria, lì shampoo, detergenti e altre robe varie, ma poi ci sono succhi di frutta, marmellate, birra, l'olio e il vino non si può aggiungere perché la molecola dell'olio è un po' grassa, non lega bene, però gli ulivi sono coltivati insieme, quindi diciamo che prenderà un po' il profumo quell'olio o quel vino. Oltre che dopo abbiamo fatto come stanno facendo con i fiori per le tinture, per l'uso. Abbiamo poi messo anche questa polvere di iris e avevamo fatto già delle prove e un'altra prova verrà fatta martedì prossimo a mezzogiorno, facciamo un risotto all'iris. Anche? Sì. Anche. Beh, sono curiosa Carlo, mi ha incuriosita adesso. Ma prende la colorazione anche? No, non prende la colorazione perché la polvere è bianca, bianca è come il borotaico, un po' il giallino, ma bianca principalmente.
Comunque il nostro gruppo di aziende è al momento piccolino, speriamo che si aggrega a qualche altra azienda. È un gruppo di piccole e medie realtà locali, eterogenee, che da subito si sono prestate a questo progetto e sono fermamente convinti che questo possa portare un ventaglio di novità e delle ripercussioni positive dal punto di vista anche imprenditoriale nel nostro piccolo comune, paesaggistico e anche culturale, rispettando la qualità anche dell'ambiente. Questo è molto importante. È molto bello anche vedere quando c'è la fioritura e tutte queste cose. Inoltre ringrazio i comuni, in particolare il capofila Cazzano di Tramigna, Tregnago, che hanno proprio aderito al progetto, e il comune di Soave e San Bonifacio, che ci hanno permesso di passare con il sentiero e di tabellare il sentiero stesso. Inoltre ringrazio le associazioni del paese, l'Università di Ferrara e la Fondazione Cari Verona, che senza queste associazioni e questi comuni il progetto non sarebbe stato attuato. Ecco, tutto qui. Bene. Ringrazio di nuovo. Tante cose sono state già dette prima. Certo, ma adesso chiamiamo allora il sindaco di Cazzano di Tramigna, Maria Luisa Guadin. Carlo, resta qui con noi per un saluto finale, vieni Maria Luisa, un saluto finale per darci allora la prima data, l'appuntamento diciamo più importante per la manifestazione della Festa dell'Iris. Quando, Maria Luisa? Allora, la nostra Festa dell'Iris è giunta all'11ª edizione, dove vi aspettiamo numerosi, sarà il 19 maggio 2024. È una bellissima festa organizzata con tanto amore e tanta passione. Tanti sono i partecipanti a livello, diciamo, di banchetti, con la presentazione di tanti prodotti artigianali da parte di operatori del territorio, anche da fuori. Ecco, penso che dalle nostre spiegazioni, per quanto semplici, spero che avete capito quanto noi ci teniamo a questo progetto, quanto ne siamo orgogliosi e fieri di essere protagonisti di un progetto così grande, anche se all'inizio, quando ho proposto all'amministrazione di fare da capofila, qualcuno mi ha detto: ma perché proprio Cazzano deve fare da capofila? Sappiamo i problemi che abbiamo nelle nostre amministrazioni, nei nostri comuni, poco personale, poche risorse, e questo era un progetto che richiedeva tanto impegno, tanto lavoro da parte di tutte le figure, perché poi si tratta anche di andare a fare liquidazioni, a fare dei termini, impegni di spesa, delibere di giunta, quindi anche i dipendenti degli uffici sono coinvolti, dall'ufficio tecnico per i lavori, la ragioneria per la liquidazione, il protocollo e l'anagrafe per tutte le varie preparazioni di determine che non devono mancare, perché ovviamente il progetto deve essere ben seguito anche dal punto di vista amministrativo. Però l'orgoglio nostro del piccolo comune, che con poche risorse, diciamo anche a livello umano, però ci siamo sentiti di dire: abbiamo fiducia, mettendoci insieme riusciremo a portarlo avanti, e questo è quello che intanto stiamo riuscendo a fare. Ecco, avete capito l'importanza di questo progetto per noi e per il nostro territorio, che ha bisogno di essere conosciuto, perché ha delle meraviglie naturali, artistiche anche, e storiche, perché anche le nostre zone hanno una storia, e quindi ecco, lo scopo di questo incontro di oggi era proprio quello di fare in modo di portare il Borgo dell'Iris di Campiano, che è una frazione di Cazzano di Tramigna, farla conoscere perlomeno alla regione del Veneto, tutto il Veneto. Speriamo di essere riusciti in questo semplice intento. Grazie comunque di questa opportunità, veramente. Io ci credevo, ci tenevo tantissimo, e per questo ringrazio tutti voi per avercela data. Ci mancherebbe. Un grazie allora a tutti i partecipanti a questa conferenza stampa. L'appuntamento, avete sentito, è per il 19 di maggio. Vi aspettiamo numerosi a Cazzano di Tramigna.
Buona giornata a tutti, e allora come ci possiamo lasciare? Con un saluto ai nostri, chi ci sta seguendo da casa, cosa possiamo dire? Beh, vi aspettiamo numerosi nella nostra Cazzano di Tramigna, tra le nostre colline, le nostre vallate, soprattutto a vedere alla festa dell'Iris e a vedere i rizomi o i fiori quantomeno che saranno fioriti, sicuramente già iniziano adesso, quindi è giusto ed è bello vederli dal vivo oltre che dalle foto che abbiamo potuto vedere. Bene, grazie ancora.